A Cagliari sono in lizza 8 candidati alla presidenza della provincia e ben 27 liste di partiti, 6 le candidature per la provincia sassarese, dove sono 3 gli aspiranti sindaco. Può decollare ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative di fine mese dopo la consegna delle liste. 1.400.000 i sardi chiamati alle urne per il rinnovo degli 8 consigli provinciali e di 176 consigli comunali. Un minuto dopo le 14, buongiorno dal telegiornale di Videolina, buona domenica, ben trovati all'ultima edizione del pomeriggio, edizione domenicale del pomeriggio, che apriamo con la politica. Si è completata ieri la presentazione di liste e candidati e si entra dunque da oggi nel clima vero e proprio della campagna elettorale in vista delle amministrative di fine mese. Sentiamo Andrea Frailis. Tutta interna fino a ieri ai singoli schieramenti, la schermaglia politica torna ora su un livello tradizionale di contrapposizione fra le diverse coalizioni. Completata alle 12 di ieri la presentazione di liste e candidati alla presidenza, da oggi si entra nel clima di campagna elettorale per l'appuntamento che il 30 e 31 maggio chiamerà alle urne 1.450.000 sardi per il rinnovo di 8 amministrazioni provinciali e 176 comuni. Fra questi ultimi ci sono 6 città che hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 2 capoluoghi, Sassari e Nuoro, e ancora Quarto, Iglesias, Porto Torres e Sesto. Una vigilia elettorale caratterizzata dalle polemiche e le divisioni interne sia al centrodestra che al centrosinistra. A Cagliari i 2 principali schieramenti presentano 2 candidati ciascuno. A nulla sono serviti gli inviti alla coesione e gli interventi romani. Il centrodestra schiera ufficialmente Giuseppe Fares, ma il senatore Pier Giorgio Massidda non ha voluto fare un passo indietro e ha raccolto attorno al suo nome una piccola coalizione. Nel centrosinistra si ripresenta l'uscente Graziano Milia, ma non lo appoggerà l'Italia dei Valori, che manda in campo il senatore ed ex presidente della regione Federico Palomba. Anche a Nuoro acque tutt'altro che tranquille. Il candidato del centrodestra Luigi Crisponi ha sciolto la riserva solo all'ultimo istante, mentre il centrosinistra presenta l'uscente Roberto Di Riu, ma anche il dissidente Ifisio Arbao. A Iglesias il centrodestra diviso, i riformatori vanno da soli alle comunali. Alle provinciali presentano candidati per la prima volta anche Maluento e il Partito Comunista dei Lavoratori. Attualmente 7 province sono amministrate dal centrosinistra, una dal centrodestra.